parole semplici, il pacemaker è un dispositivo solo antibradicardico, solo per i battiti bassi, che può registrare anche le aritmie rapide, ma non può intervenire per interromperle. Mentre il defibrillatore, oltre alla funzione antibradicardica, quindi quella del pacemaker, ha anche la funzione antitachicardica di interrompere le aritmie maligne e pericolose per la vita. Un'altra delle indicazioni all'impianto del pacemaker sono le pause cardiache, dove un'ultima indicazione per quanto riguarda il pacemaker sono i blocchi atrioventricolare. Le indicazioni dell'impianto del defibrillatore vengono divise in indicazioni in prevenzione primaria e in prevenzione secondaria. L'impianto del pacemaker o del defibrillatore cardiaco è una procedura molto simile per entrambi i dispositivi. La maggior parte delle volte questi dispositivi vengono impiantati sotto la clavicola sinistra, in regione. Una delle domande che ci viene fatta più spesso quando andiamo a comunicare al paziente che è necessario impiantare un pacemaker o un defibrillatore è proprio quanto tempo durerà questo dispositivo e soprattutto cosa andremo a fare quando si scaricherà